l'intelligenza di capire i salti, ecco, quando le cose sono un po' troppo rapide e veloci. No, bisogna stare qui a parlare per ore. Allora, c'è, come dire, da dove partire? Allora, c'è una frase, un detto di Keynes, non ce n'è un altro che magari diciamo in conclusione, che dice la difficoltà non sta tanto nelle idee nuove, nell'evadere dalle vecchie idee, le quali per coloro che sono stati educati come noi si ramificano in tutti gli angoli della mente, e quindi prima di abbandonare le vecchie idee si fa una fatica, eccetera. Allora, il primo punto che vorrei analizzare con voi oggi è cosa sono le democrazie radicalizzate e perché il Veneto è una di queste, tipico. La seconda è, il secondo punto sono, il secondo terzo punto, le idee sbagliate, perché a volte si fanno errori, no? L'importante è capirli e correggerli. Le idee sbagliate degli anni 80-90, che in qualche maniera vanno corrette e abbandonate, e poi c'è una parte conference appunto su che cosa significa un programma per un nuovo Veneto, un programma per il Veneto, qui a 20 anni, qualcosa del genere. Quindi il confronto sempre dovrebbe essere fatto tra i 20 anni di fine secolo, gli anni 80-90, e i 20 anni di inizio secolo. Perché come al solito il mondo cambia e ce ne accorgiamo sempre alla fine, come la notte del venerdì, sul faro della sera. Allora, che cosa sono intanto le democrazie radicalizzate? Sono democrazie in cui è prevalso lo scontento, ecco. E quali sono gli indicatori? Polarizzazione, frammentazione, volatilità, astensionismo, instabilità, tutti i fenomeni, attenzione, che si osservano non solo nelle periferie del mondo, ma nel centro del mondo, negli Stati Uniti e in Inghilterra. Perché tutto quel che accade nelle periferie ci si può, è degno di attenzione, ma anche no, ma se accade nel cuore, in Francia, in Inghilterra, negli Stati Uniti, in Germania, eccetera, in Italia, allora bisogna. Qui avete alcuni esempi di democrazie radicalizzate, e il nodo sta proprio nel post 89, cioè nella speranza di un rendimento democratico molto più elevato di quello che in realtà si è visto in questi 20 anni, anni 80 e 90. In generale è fallita la previsione della democrazie moderate di tipo maggioritario con competizione al centro. Questa idea qui che ci siamo portati avanti per 60-70 anni è andata a farsi frizzo, convergenza sui programmi, sistemi elettorali, eccetera, eccetera. Ora qui ci sono un po' di cose accademici, ma insomma l'idea era che ci fosse uno spazio politico unico, destra e sinistra, una distribuzione gaussiana delle preferenze con il centro molto ricco, che di conseguenza la competizione, tanto per la destra quanto per la sinistra, fosse a prendere gli elettori di centro, pensate al PC, che di conseguenza fossero preferibili sistemi elettorali maggioritari, con governi tendenzialmente monopartitici, il famoso partito a vocazione maggioritaria, e un forte pluralismo associativo decentrato e categoriale, tipico dei sistemi anglo-americani. Poi avete invece quel che è capitato in questi 20 anni, e cioè uno spazio politico molto più frammentato e a più dimensioni, dove l'asse destra e sinistra non fatica a tenere insieme tutte le fratture,
una distribuzione segmentale delle preferenze, una competizione che va sulle estreme, centrifuga, governi, sistemi elettorali di conseguenza, sarebbe utile, tendenzialmente proporzionali, questa è già una ricetta, ma insomma, se si fosse fatta una riforma elettorale di tipo proporzionale, le cose sarebbero andate in modo diverso. Governi di coalizione multipartitica e forti organizzazioni di rappresentanti degli interessi a livello confederale centralizzato. Quali sono le promesse non mantenute? Cioè, perché è successo tutto questo? In Veneto, in Italia, nel mondo. Le promesse non mantenute alla base dello scambio governanti-governati è maggior sicurezza, maggior benessere, ascensore sociale. Sicurezza vuol dire sicurezza familiare, sicurezza anche dei furti, da tutte queste cose qui, non è solo sicurezza economica. Su questo punto è utile fare un piccolo intermezzo per analizzare queste parole: malessere, scontento, disaffezione, disagio, protesta. Siamo così sicuri che vanno tutti etichettati nella categoria populismo? Cioè, non è che in questo modo ci rifiutiamo di analizzare il problema, cioè che mettiamo il carro davanti ai buoi invece di chiederci come mai la gente li vota. Ah, tanto sono populisti, e allora ho chiesto tutto. Ecco. Non vale la pena guardare alle ragioni, alle buone ragioni che ci sono dal lato della domanda, della società, eccetera, anche il Veneto. Cioè, perché appena io metto l'etichetta populisti, ho chiuso già tutto, subito la discussione. Non quella di là. Ora, un po' più di umiltà aiuterebbe invece a provare a analizzare meglio cosa c'è dentro questo malessere, questo scontento, questa disaffezione, disagio. Che fare? Il problema è chiaro in Veneto, in Italia, negli Stati Uniti, in Inghilterra. Ci sono due agende. Una è l'agenda strutturale istituzionale di lungo termine, quella delle classi dirigenti, con la quale si governa, si è accreditati internazionalmente, si prendono, come dire, riconoscimenti di tutti i tipi a livello internazionale, ma non si prendono voti e si perdono le elezioni. L'agenda Draghi, il quale per fortuna ha capito in anticipo che non valeva la pena tentare di fare la fine di mondo, ecco. Almeno ha imparato la lezione. E poi c'è l'agenda popolare delle terre, quella appunto che abbiamo visto la gente arrabbiata, con la quale si prendono i voti ma non si credibili sui mercati, sulla scena internazionale. E noi di questi governi ne abbiamo già visti alcuni, e del resto la recente esperienza inglese qualcosa dovrebbe indicare, la recente esperienza americana qualcosa dovrebbe indicare, quindi non è solo un male vento. Torneremo su come si fa o che cosa si potrebbe fare su quelle leggi. Volevo solo farvi vedere alcune cose che l'Italia e Veneto molto rapidamente. Sull'astensionismo è evidente. Quindi un primo fenomeno è l'astensionismo, tipico di ogni democrazia radicalizzata. Si passa, ed è tipico degli anni 2000, no? Si passa dall'82, 81, 83 a cavallo fine secolo al 63 8 di oggi. Qui sull'astensionismo c'è mille cose da dire, c'è un libro bianco, eccetera, io ho salto tutto, però c'è anche un astensionismo di protesta e non solo un astensionismo. Secondo elemento. Il bipolarismo all'italiana arriva troppo tardi. Un conto è se il bipolarismo fosse venuto negli anni 70-80, un conto è arrivare negli anni 90 e già negli anni 2000
come dire, è tramontato. Oggi la somma delle due coalizioni principali raggiunge il 69,9 contro il 99 del 2006. Non a caso, come vedete, il calo 58, 59, 69 è tutto dopo la crisi del 2008. Quindi anche questa idea del partito a votazione maggioritaria deve fare i conti con questo cambio d'epoca. Pensare di raggiungere il 50% del partito ci vuole molta forza. Il secondo punto, eccolo qui, i partiti con oltre il 20% sono almeno due. E hanno pochi voti, sono due e hanno pochi voti. Nel 2006 due partiti facevano il 99,5%. Ed infine, qui chi è lontano non vede niente, ma è l'altissima volatilità elettorale. Il PD passa dai 48 a 19, Monti dall'8,8 a 0, Forza Italia dal 37 all'8, Lega Nord dal 34 all'8, Fratelli d'Italia dal 2 al 26, 5 Stelle dal 32 al 15, Azione per la prima volta che compare al 7,8. Domanda: si sono tutti riconvertiti ogni volta? C'è stato un processo di conversione? Sono diventati prima tutti dei fedeli seguaci del Partito Democratico, poi di 5 Stelle, poi della Lega, poi di AN, o semplicemente il voto assume un significato diverso nel XXI secolo e assume l'idea di manifestare una qualche problematicità? Ecco, questo è nuovo, e non una immediata e solida identità, se no altrimenti le conversioni cattolici e musulmani dovrebbero essere all'ordine del giorno. Ecco, un interrogativo va aperto. E lo stesso vale per il Veneto. È mai possibile che il Veneto sia la regione dove sono più radicali questi spostamenti in Italia? Osservate, Fratelli d'Italia passa dall'1,5 al 32, la percentuale regionale più alta di tutta Italia. Tutti fascisti. Appunto, no, osservate, questa è la variazione. Veneto, Friuli, Lombardia, no? Cioè, si sono tutti convertiti. Oppure guardate ancora, tutto il centro-nord è diventato centralista, ha abbandonato l'autonomia. Ecco, domande di questo genere vanno poste. Idem per la Lega. Prima di fare troppo conto sulla storia, la Lega solo negli anni 2000, perché precedente la cosa è andata ancora peggio, la Lega passa dal 10 al 32 al 14, 10 nel 2013, 32 nel 2018, 14 oggi. E non a caso la variazione è la più grande di fianco, meno 17. Anche qui, dov'è l'unità legistica? Osservate, la Lega, il Partito Democratico, tutto sommato nella regione, avendo perso nelle precedenti stagioni, mantiene 16, vedete? E la domanda è: che cosa è successo? Io vi do due brevi elenchi di illusioni degli anni 80 e 90 del secolo scorso e le illusioni degli anni 2000. Prima illusione, che il Veneto rappresentasse un modello, un nuovo modo di fare capitalismo, la cosiddetta specializzazione flessibile. In realtà era solo un intermezzo tra Fordismo e l'ICT, e tutto il mondo è andato avanti e ha detto ciao Veneto.
Allora, rimanere fermi su quelle illusioni è pericoloso. Seconda illusione, appunto, piccolo e bello. Tutte le crescite di produttività che si osservano ovunque nel mondo che cresce sono legate alle dimensioni di difesa. E non a caso una delle cose decisive e importanti del Veneto è la crescita dimensionale. Prima le dimensioni crescono, meglio. Terzo punto, l'idea di nord-est mai scritto. I friulani appena vi sentono vi sparano. Era un modo per il Veneto per sentirsi più grande, ma né Trentino né Alto Adige né Friuli hanno mai pensato a una qualsiasi alleanza del nord-est, anche perché avevano ottime ragioni per fare da soli nel dialogo con Roma. Non parliamo della Repubblica dei Defunti e così. Il movimento dei sindaci, l'idea che la politica e il rinnovamento della politica e le nuove forme di statualità nascessero dai municipi. In mezzo a una guerra come l'Ucraina, immaginate i municipi, no? Cioè il mondo cambia, oppure l'idea dello sviluppo autonomo dal basso, che ha fatto perdere a questo paese, nel sud, come ha dimostrato Nicola Rossi, una quantità di soldi molto maggiore all'intero intervento della Cassa del Mezzogiorno nell'arco di pochi anni, negli anni 90. Eppure su quell'idea si sono esercitati Perita, Vigilia, Bonomi, Barca. Ora, non si tratta di mettere sotto accusa, ma semplicemente che le idee che si rivelano sbagliate vanno cambiate. E veniamo alle illusioni degli anni 2000. La prima grande illusione da fine anni 90 alla fine del 2000 è stata quella della fine dello Stato. Fine dello Stato. Cioè l'idea che la statualità nazionale ormai fosse del tutto superata e sostituita da grandi imperi continentali in Europa e regioni e città. Ricordate un po' tutta questa. Per chi si ricorda la relazione introduttiva al nuovo statuto della Regione Veneto di Massimo Cacciari. Chiunque la vada a leggere troverà un campionario di queste idee. No. Secondo, illusione degli anni 2000, attenzione, questo riguarda proprio il Partito Democratico, l'idea che il Partito Democratico dovesse essere un partito tendenzialmente simile al Partito Democratico americano che punta al 50%. Era un'idea sensata, ma del tutto in controtendenza con quanto stava capitando nelle democrazie americanizzate. Ne va preso atto, tutto lì. Non cultura più né in Germania né in Inghilterra, né chissà, forse neanche negli Stati Uniti. Terzo punto delle illusioni degli anni 2000, l'idea che la democrazia diretta sia meglio, l'idea della disintermediazione, della partecipazione, cioè che l'unica cosa che interessi al popolo invece che sicurezza e benessere sia partecipare. Mettendo invece in discussione tutte le vecchie nozioni di rappresentanza, di buona rappresentanza, di rappresentanza qualificata. Ok. Cambiare è difficile, lo dice Keynes, e lo dice non solo rivolto a se stesso, lo dice anche che la più grande difficoltà nasce non tanto dal persuadere la gente ad accettare le nuove idee, ma dal persuaderli ad abbandonare le vecchie. È l'abbandono delle vecchie che crea problemi. Questa difficoltà ce l'abbiamo tutti. Allora, guardare al futuro. Non è semplice che se girano veri, magari, questo è il famoso motto
cartesiano, simplex sigilli veri, in cui il giovane Cacciari scrisse un famoso saggio nel 1968 su Contropiano, da dove deriva la citazione, in polemica con Dio. Simplex sigilli veri. Bene, no, magari, le cose sono complicate. Allora, prima cosa, proviamo a guardare cosa c'è dentro l'agenda popolare. Vi ho detto sicurezza personale, familiare, lavorativa, sviluppo, anche se questo pone sempre problemi con l'ambiente. Attenzione, che questa è una linea di frattura complicatissima. Previdenza, ragionevoli aspettative di vita, uscita. Tassazione, poi c'è anche l'autonomia. Invece questi sono i vincoli dell'agenda strutturale delle classi dirigenti, vincolo esterno, debito pubblico, produttività, organizzare le società a declino demografico strutturale, ambiente e cambio climatico. Ora vediamo alcune che fare, alcune ipotesi. Alcune riguardano leadership e programma, cioè l'idea di fondo è che le identità in questa fase vengono dopo. Meglio concentrarsi sulle cose da fare e su qualcuno che le interpreti, tutto lì. Non che non siano importanti, non siano necessari, non siano utili, ma insomma, intanto pensiamo a cosa sarà il Veneto tra 20 anni, poi se troviamo bene alcune cose su quello, lì intorno si costruisce l'identità, più che prima, ecco, un dopo più che prima. Allora, alcuni così decalogo, i politici come pastori con l'odore delle pecore, chi mi ha sentito lo cito sempre, è una frase di Bergoglio. I preti non devono essere né illuminati né passatisti, non devono essere dei geni, devono essere dei pastori con l'odore di pecore, il che significa che non devono essere delle pecore. Il pastore per definizione non è una pecora, però il gregge lo riconosce perché ha l'odore di pecore. Ora, se pensate a tanti comportamenti dei nostri leader politici, rispetto anche a quelli del passato è evidente questa diversa attenzione all'odore di pecore. Secondo, più attenti alle politiche sostanziali e non ai media. Sotto questo profilo Draghi è un buon esempio. Ancora da rilasciare l'intervista. Prestare attenzione al voto di chi non conta, cioè non chiamateli populisti, se no è finita. Politiche di sviluppo, favorire la crescita dei ceti medio-bassi, alleanze territoriali per contare al centro, non isolarsi nel proprio buco, ma contare e governare al centro. Il Veneto che governa a Roma, no il Veneto che fa l'indipendentismo. Una proposta del Veneto per l'Italia, alcune cose che accennerò negli ultimi 5 minuti, sono perfetto, alle 11 devo chiudere, no, alle 11, però l'idea è cosa in mente il Veneto per l'Italia, no? Cosa in mente il Veneto per il Veneto. Come fecero l'intera classe dirigente democristiana negli anni 50, 60 e 70, l'intera classe dirigente socialista, comunista, cioè cosa fa il Veneto per l'Italia? E da ultimo non rimuovere la questione meridionale, nel senso che la questione meridionale è il problema del nord e non del sud. Basta dire che i meridionali devono avanzarsi da soli, perché siccome non ce la fanno, qualcun altro deve farlo al posto loro. Cos'è successo nell'Antico di Salto? Che così. Prima il programma, che cosa si può fare? Primo, che ne facciamo delle province? Ho detto,
società, politica e istituzioni. C'è una proposta del PD Veneto per le province, una legge nazionale sulle province. Che ne facciamo di Verona? Attenzione che Verona è sempre stato un problema per il Veneto, tanto che nel 1970 la Democrazia Cristiana, avendo ben chiaro questo problema, fece il presidente della Regione Veneto un veronese per 10 anni. Cioè bisogna tenere Verona unita al Veneto. Ce n'è finiti che potrebbero avere subito con Trentino e che un certo isolamento, per questo io non sono totalmente in disaccordo con la Patrese in chiave istituzionale, non in chiave politica, in chiave di politica, ma in chiave istituzionale, che vuol dire immediatamente che Verona va dall'altra parte. Cioè attenzione al problema Verona, che in questo momento è l'area più sviluppata, più dinamica di tutta la regione. Terzo, il nodo delle infrastrutture. Ora, vedete che più minuti, vi faccio vedere solo una cosa. Questo era il vecchio nord, quando abbiamo fatto la ricerca nord 15 anni fa, legato a Milano, Venezia e Bologna. Cos'è cambiato in questi 15 anni? È cambiato tanto ed è cambiato tutto a causa delle infrastrutture. Le infrastrutture hanno ridisegnato la geografia di questi territori e del nord. Ad esempio, Milano e tutti i capoluoghi di regione che per 20 anni, 25 anni calavano popolazione, crescono di popolazione e di addetti. Oltre a Milano e alla via Emilia ricompare Firenze, legato al raddoppio dell'autostrada e legato all'alta velocità. Ricompare Torino, ricompare, c'è Bolzano, ovviamente la linea nord, no? Ora osservate qual è la dinamica, perché vedete quella più importante, è la linea nord. Perché non si è ancora fatto, dopo 20 anni, l'alta capacità Bologna-Padova? Poi ne parlerà Costa oggi pomeriggio, ma è chiaro che poteva esserci un'altra linea di sviluppo, no? Firenze, Bologna, Padova, Venezia, Udine, Trieste. Perché non si è fatto? Perché non è nel programma? Delle cose da fare. Allora invece di giocare all'emendamento, avere grandi proposte del Veneto per l'Italia, perché questa è la proposta non del Veneto per il Veneto, ma del Veneto per l'Italia. Società in declino demografico strutturale, accenno solo a un tema. Quali politiche comunque fare di qui a 20 anni, invece di dire solo facciamo bambini che nessuno li fa, o prendiamo immigrati che pongono con tutti, che tanto devono essere presi, ma quali altre politiche si possono fare? Automazione, cambiamento settoriale, risparmio di posti di lavoro, spostamento di aziende, delocalizzazione. Cioè il Veneto quanti milioni di persone vuole avere da qui a 20 anni? Queste sono domande che un programma deve affrontare. No? Sapendo che tanto da qua a 20 anni i giochi sono già fatti, no? Quindi nei prossimi 20 anni che facciamo? L'ultimo problema sono solo accenni di temi, la crescita dimensionale. Ora, attenzione, la cosa più interessante della fusione Veneto-Est di Confindustria non è quella di aver messo insieme delle provinciali venete, ma di essere la seconda Confindustria d'Italia che peserà come seconda Confindustria d'Italia a Roma. E in tutte le scelte di Confindustria nazionale oggi questa seconda Confindustria avrà preso
7 volte maggiore del razionamento precedente. Conclusione. La storia è importante, ma attenzione a rimanere prigionieri della storia e del proprio passato. La storia serve, ma serve a tutt'altro che a rimanere legati a quello. Mentre quello che bisogna fare in continuazione è accettare la sfida delle nuove idee. Grazie.